Rafilu, siamo pronti con sti sfogliati, sì o no? Mo esce, padrone, mo esce. E buttano poco in mano che il bancone soffre. Ecco per tramentare la cotta di roccocò, i sfogliatelli arrivano a pressa. E che hai combinato qua? Chi si sono messi a bruciare? Principale, il forno che non può funzionare. Io sto passando i guai miei stamattina. Io fra vagatore non ha conciato. No, ha lasciato un materiale accanto al resto degli E perché? Ha detto che era la vigilia di Natale e se ne va più presso il paese. È stata una poco accorta, caso denaro che si ettano. Tras, non ti mettere scorna. Chi le donna Aniele ci conosce? No, mamma, non voglio trasi. Ma perché mi ha fatto un altro pensiero in te cervello? Decidi in cielo voi, donna Aniele. E che la chiarisce? Io non so di che si tratta. Ecco qua, sto quinto mese di gravidanza. Antisatore le sfogliatelle e sentise male. Io ci non le fa mangiare uno, mamma. E hai da aspettare un poco perché hanno uscito il forno. E in disa, mamma, ce la fai a tenere in mano un po'? Che io sapevo, io mi sento così curioso. Se volesse mangiare veramente un cannone, Pa amore Dio, che le posso mangiare un cannolo? So 5 mesi che non avevo più che passare. la facette male forza. Avete un avvelenamento di sangue e sono tutti sana. E sapete che la crema non deve essere buona. A di chi lo pigliaste? O pigliai proprio a due, ma portai marito. E vi siete sbagliati, perché i cannoli che faccio non ne fa nessuno. Ah, che stia vero? Donna Aniela non qua chiuso va panno benata. Quando ha chiuso, signor Guarruso, Aniello Guarruso. E fa buoni lo stesso, no? Chiamo un cenno, mamma, io mi sento male. E non devo mangiare niente. O pigliamo un'altra parte, che mi sento avuto stomaco. E chiamo un cenno. Scusate tanto, donna Aniela, scusate tanto. Prego, prego. Principale, portate che sta nomina in tuo quartiere. State zitti, chef, a che la chi ha fa? Buonasera, Nani. Don Salvatore Bello, auguri e buon Natale. Altrettanto pure a voi. Che faccia servire? Dateci un po' di roba ammiscata per i guaglioni. E dite voi che preferite? Nanni ne, vuoi vedere tu? E scegli tu, Salvatore. Volimmo pigliare due susamille e pastoriale. E sempre sti Susamil, nata cosa non ci sta. Mo dolce tradizionale di Natale chi l'è? Io volessi due pasta neon e tenete. E quando vattano a essere? E che sono lampadine. Io dico che li pasta Il piccerelle. mignon, non è il neon. E mi sono confuso, non ci faccio di casa. Ma senta a me, non cagniamo la via vecchia panova. Pigliamo 4-5 kg di susamille, 10 ruzzini roccocò e 5 kg di pastoriale. Una quindicina di chili in tutto. 15, 16, state a vedere che mo siamo ringarifici. Ma capite mettere la bancarella fuori lo vascio vostro? Nani, noi l'anno passato facevamo un quintale di struffe, lo sapete? E che ne pumarola per bottiglia. Ma noi siamo 8 persone di famiglia. Se volete fare un chilo e mezzo a testa, già sono 12 kg. Poi ci stanno quelli che se ne mangiano un mezzo chilo e giù e vedete che vi trovate. E lo che ci vanno le bottiglione su agli erici noi giorni appresso. Però vi raccomando, roba buona, perché voi lato giorno ci mandaste certe sfogliatelle che si sentiva ricotta a mocco come se fosse stata formaggio pecorino. Io ero, ha ragione, principale. Fui che la ricotta che gli stava a pigliare qui a Roma 2 mesi fa. Niente meno, lui pisa fa. Ma non la retta a stonzalla nudo. Io gli etta ordinario mi si fa, ma non con pigliaio. E che l'arrivava non a preso, mi si discordava. Io come mi aiuta che lo carogna alla dreta. Ad ogni modo, Nani, il roccocò soffrisce. Mo si asciutto il forno. Tenete, provatela. Facetemi vedere a me. Ah, e chi si non si rompe? E che volete rompere che riende? E come sa da rompere con un martello? L'hai da far spugnare dall'anno, se poi vuoi mangiare. Oh, nani, chi sta? Non si segue manco cosa Ma che raggia. state dicendo? Facetemi vedere. Avete ragione. E tu stai a pesantire. Chi le pare una rigiola? La filù. Ma qua farina è usata per stirare il cocò? Ha ci pigliato pacca e 20 kg che stava accanto. Che t'hanno ucciso? Chi le cartoccio con gesso e prese che serveva per il fravacatore? E i sacci che? E poi facete il roccocò con gesso e preso. È stato uno sbaglio, aggiate pazienza. Ma qua sbaglio, vuoi per meritare il sve in galera? Te l'ha giurito, non ci chiama Don qua chiusa e tu per forza che hai voluto venire. Pigliatevi le sfogliatelle, chi le muove fuori? Non voglio pigliare niente, non voglio niente di più. Principale, pigliate una mazza, stanno nascendo le cioccolari in tuo forno. Maronna!